Buonasera dalla redazione del TG10, i titoli e gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Presentazione delle liste di Forza Italia a Cosenza con Tajani e Gasparri per sostenere la Santelli. Il ministro Giuseppe Provenzano in Calabria per spingere Callipo. Aiello si difende dalle accuse, Tanzi prosegue il suo viaggio in camper. È finito ai domiciliari il maresciallo dei Carabinieri, comandante della stazione di Carolei, che avrebbe aggredito il comandante della compagnia di Cosenza, aveva da poco ricevuto la lettera di trasferimento. È stato confermato il fermo per il 18enne di Locri accusato di aver accoltellato la fidanzata, ha detto al GIP di aver agito in preda a un raptus. Il garante per l'infanzia Marziale pronto a fare lo sciopero della fame per protesta verso le condizioni in cui versa la Ciambra, quartiere di Reggio Calabria. Clamoroso 3-0 della Cavese sulla Regina, Corazza, le Polveri Bagnate e gli Amaranto incassano la prima sconfitta in campionato, domani il rende con la Casertana al Marulla. Ancora buonasera dalla redazione TG10, il sabato elettorale, titolo che abbiamo scelto per introdurre l'ampia pagina politica, cominciando da Forza Italia, la presentazione delle liste a Cosenza, alla presenza di Tajani e Gasparri venuti in Calabria per sostenere la candidatura di Jole Santelli. Tajani e Gasparri tengono a battesimo la prima dei candidati di Forza Italia che sostengono la candidatura alla presidenza di Jole Santelli. Il clima restituisce l'immagine di un partito unito e coeso che si è messo alle spalle le polemiche. Sentite Gasparri. Credo che Mario Chiuto, lo dico a Cosenza conoscendolo bene, sia una persona di grande valore, sia un grande sindaco, poteva essere un ottimo candidato. Le discussioni che ci sono state e che adesso sono alle nostre spalle e sono superate anche da una convergenza, da una coesione che anche oggi sarà confermata, rendono il centrodestra ancora più forte e sicuro della vittoria. Niente ombre, compattezza, rivendicata anche nel corso dell'intervento di Mario Chiuto, che dal palco ha esaltato il concetto di squadra, ripreso con vigore da Jole Santelli. Forza Italia si è ricombattata e si è una triplicata, che in realtà sono le 3 liste di Forza Italia che oggi vengono presentate, quindi con orgoglio e con un po' di emozione, visto che lo facciamo a Cosenza. Niente malanimo, ma convinzione di stare dentro un progetto vincente che tiene insieme tutte le componenti che Tajani sintetizza così. Noi dobbiamo non pensare a una politica assistenzialista nei confronti della Calabria e dell'intero meridione, noi dobbiamo pensare ad un meridione che deve riscattarsi, che ha le risorse, le capacità soprattutto umane di poter guidare una rivoluzione pacifica e far tornare ad essere la Calabria quel faro di civiltà che è stata la nostra storia. Insomma, la prima è un bagno di folla festante che testimonia la vitalità di un partito che si riscopre forte nel momento in cui contano progetto e numeri. Il ministro Giuseppe Provenzano invece torna in Calabria per spingere la candidatura di Pippo Callipo e visita insediamenti produttivi assicurando il sostegno del governo alle eccellenze presenti nella regione. Visita in Calabria del ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, il suo tour è partito da Crotone, un giro di ricognizione per verificare lo stato di salute del sistema infrastrutturale calabrese. Il ministro si è intrattenuto con giovani rappresentanti delle associazioni affrontando l'argomento doloroso per i calabresi relativo anche alla fuga dei cervelli. L'esponente di governo ha assicurato l'attenzione dell'esecutivo nazionale. Noi dobbiamo lavorare per affrontare le emergenze che vive il Sud, ma anche per dare una prospettiva almeno decennale, perché se i giovani se ne vanno, non se ne vanno soltanto per la mancanza di lavoro, quella molto spesso c'è anche nel resto del paese, se ne vanno perché non intravedono quale sarà il futuro di questi territori da qui a 10-20 anni. E noi dobbiamo parlare anche di questo, dobbiamo farlo anche in una realtà come il Crotonese, che è spesso un'area isolata, per le infrastrutture, ma vorrei dire anche un po' politicamente. Questo è un territorio spesso che è uscito dai radar della politica nazionale e invece bisogna inserirlo nella strategia di sviluppo dell'intero Sud e di tutta la Calabria. Il ministro nel corso dell'incontro ribadisce il perché della scelta di Pippo Callipo candidato alla presidenza della regione Calabria. Callipo dà un segnale decisivo di apertura alla società calabrese. Noi molto spesso nel governo e nelle istituzioni locali come centrosinistra ci siamo chiusi nel fortino e invece abbiamo la necessità di dare l'idea di una Calabria che guardi al mondo.
Parla da Crotone anche Francesco Aiello, candidato per il Movimento 5 Stelle, parla delle bellezze e delle possibilità di sviluppo della terra ionica e anche del caso personale. Sentiamo. Tappa crotonese per il candidato alla presidenza della Regione Calabria per il Movimento 5 Stelle Francesco Aiello. Parlando con i giornalisti ha fatto riferimento ai problemi essenziali della Calabria e alle cose da valorizzare, come nel territorio di riferimento Capocolonna, stella scintillante lasciata all'abbandono. Nella zona fantastica di Capocolonna, in cui, se avremo modo di vedere, c'è un abbandono assoluto, mentre dovrebbe essere una stella che luccica. Inevitabili domande dei cronisti sulla querela relativa alla parentela con il boss Luigi Aiello, ucciso nel 2014 nella faida del Reventino. Ma nulla di strano, io avevo un cugino che aveva delle strane relazioni, io assolutamente indipendente da questa situazione. Chi mi conosce sa che io vivo di un capitale reputazionale fatto di buone azioni che ho accumulato individualmente nel corso del tempo. Questa cosa fa paura perché, come si dice, le novità sono come delle stelle, no? E le stelle brillano di luce propria. Quindi questo processo che stiamo facendo sul territorio di radicalizzare un po' il dibattito, di renderlo più innovativo, è un processo fortemente innovativo, fortemente nuovo, e questo fa paura. Quindi ci sono questi tentativi, è come se si volesse, come dire, bloccare il cambiamento, insomma, per usare una metafora, cambiare il sole, tentare di bloccare il sole che comunque deve sorgere. Carlo Tanzi ha scelto invece di girare la Calabria con un camper, incontri che si susseguono quotidianamente. Oggi è stato nella Locride, nel Reggino, poi domani sarà ad Altomonte e lunedì anche lui toccherà il crotonese. Sentiamo. Il camper di Carlo Tanzi, candidato alla presidenza della regione, ha fatto tappa oggi nel Reggino, prima a Siderno per un incontro sul tema della Locride al centro delle politiche regionali con i candidati della lista Tesoro di Calabria, poi a Reggio Calabria, al Museo Nazionale del Bergamotto per l'incontro Votare con conoscenza e coscienza. Gli incontri con i cittadini del candidato governatore proseguiranno domani ad Altomonte e lunedì a Crotone, dove presenterà il progetto Tesoro di Calabria, un paradiso da difendere e valorizzare per creare ricchezza e lavoro. Abbiamo la regione più bella d'Italia, tra le più belle d'Europa, e abbiamo tante ricchezze che stanno in acqua e sott'acqua, tanti tesori che sono inesplorati sottoterra, e ho capito una cosa, perché quando ho fatto il direttore per 3 anni della protezione civile della Regione Calabria ho capito qual è la causa di questo degrado, è il fatto che la Regione Calabria è occupata da un manipolo di incapaci imbroglioni senza né arte né parte, che anziché valorizzare i nostri giovani capacissimi prima che vadano via dalla nostra terra per diventare migliori in ogni parte del mondo, per eliminare questa concorrenza, allora preferiscono rimanere attaccati alle loro poltrone e con la loro incapacità e tenere questa regione praticamente come una Ferrari in garage. I danni del maltempo che si è abbattuto sulla nostra regione tra il 21 e il 24 dicembre scorsi, chiesto formalmente al governo il riconoscimento dello stato di emergenza in Calabria, una misura da intraprendere con massima urgenza, dice il senatore di Italia Viva Ernesto Magorno, dal momento che sono state tante le criticità sul territorio calabrese martoriato da mareggiate e intense raffiche di vento nelle immagini. Il lungomare di Amantea che è stato preso di mira dalle mareggiate appunto nei giorni che abbiamo citato. E adesso apriamo la pagina di cronaca, anche questa molto ampia. Il caso del giorno è l'arresto del maresciallo dei Carabinieri, comandante della stazione di Carolei, che avrebbe aggredito il comandante della compagnia di Cosenza. Il maresciallo aveva da poco ricevuto la lettera di trasferimento. È finito ai domiciliari, arrestato dai suoi stessi colleghi. Ivan Pucci, il comandante della stazione dei Carabinieri di Carolei, piccolo centro del Cosentino. L'accusa nei suoi confronti sarebbe di lesioni e sequestro di persona. I fatti risalgono a ieri, quando al maresciallo sarebbe stato comunicato il trasferimento a Corigliano Rossano. Avuta la notizia, il sottufficiale si sarebbe recato nella stanza del capitano Giuseppe Merola, suo superiore, comandante della compagnia
compagnia di Cosenza. Avrebbe chiuso la porta della stanza e buttato le chiavi dalla finestra per poi aggredire il capitano con calci e pugni. Sono stati i militari presenti in caserma ad intervenire, sfondando la porta e soccorrendo l'ufficiale che ha riportato lesioni guaribili in 30 giorni. Per queste circostanze l'accusa nei confronti del maresciallo sarebbe di lesioni e sequestro di persona, una vicenda su cui vige il massimo riservo. E dopo le formalità Pucci è stato condotto agli arresti della sua abitazione. È qui che stamani avrebbe ingerito alcune pillole, non è chiaro a che scopo, che ne hanno provocato l'immediato trasferimento in ospedale. Le sue condizioni comunque non destano preoccupazione. È stato confermato invece il fermo per il 18enne di Locri accusato di aver accoltellato la fidanzata, ha detto al GIP di aver agito in preda ad un raptus. Il GIP di Locri ha convalidato il fermo nei confronti di Giancarlo Martelli, il 18enne di Locri, che nella notte tra il 6 e il 7 gennaio scorso ha accoltellato la convivente cubana più grande di lui di 9 anni. La convalida è giunta dopo l'interrogatorio al quale Martelli è stato sottoposto. Il giovane ha ammesso le sue colpe specificando che non voleva uccidere la compagna e che ha agito in preda ad un raptus dopo aver litigato con la donna di professione estetista alla quale contestava una relazione con un altro uomo a Milano, città nella quale la vittima del tentato omicidio era stata nei primissimi giorni dell'anno. A salvare la ragazza è stata la tempestività dei soccorsi fatta scattare dai vicini dell'abitazione di via Foggia, zona periferica di Locri, nella quale i due giovani vivevano da appena 24 ore, e dalla madre di Martelli. Tutti hanno ascoltato le urla e le richieste di soccorso della ragazza e sono immediatamente intervenuti. Il giovane nel frattempo ha inviato una lettera di perdono alla donna, ma il suo gesto ha suscitato rabbia e paura. Lo sportello antiviolenza comunale di Monasterace esprime tutta la sua indignazione per quanto accaduto. Vicinanza alla donna ferita e condanna per il vile gesto vengono espresse in un comunicato stampa. Arrestato dalla polizia a Cosenza un rapinatore seriale, si tratta di un 26enne romeno che ha compiuto diversi furti nella città dei Bruzzi. Vediamo. Un rapinatore seriale è stato arrestato dagli agenti della questura di Cosenza. L'uomo, un 26enne romeno pluripregiudicato, ricercato per una serie di colpi, furti compiuti nei negozi della città dei Bruzzi. Il giovane è stato fermato nel corso di servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal questore di Cosenza Giovanna Petrocca nelle aree ad alta densità criminale. Le manette scattate a seguito di un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cosenza, misura cautelare in carcere a cui il rapinatore seriale era sfuggito rendendosi irreperibile e fuggendo all'estero. Era da poco tornato in Italia, alla vista dei poliziotti ha cercato di allontanarsi per non essere identificato. Gli agenti però lo hanno notato, riconosciuto, catturato e portato nella casa circondariale di via Popilia. Altre storie, altri fatti nei nostri 100 secondi di cronaca, vediamo. È finita nelle campagne del Vibonese la latitanza di Francesco Guerrera, detto il Vichingo, 33 anni, ritenuto affiliato all'articolazione di 'ndrangheta di Filandari. Deve scontare una pena a 2 anni e 9 mesi di reclusione per tentata estorsione in concorso, un reato consumato insieme al padre Vittorio, già detenuto, e al fratello, affidato in prova ai servizi sociali. Era ricercato dallo scorso 9 luglio e nelle ultime settimane i carabinieri avevano stretto il cerchio intorno alle campagne di Arzone Scaliti, dove Guerrera si era nascosto. I carabinieri della tenenza di Rosarno e della sezione radiomobile della compagnia di Gioia Tauro hanno arrestato 5 persone per tentato furto aggravato in concorso. Gli indagati, 2 di Rosarno e 3 di Pescara, si erano introdotti nella proprietà di una ditta sottoposta a sequestro nell'ambito dell'operazione denominata 'Ndrangheta Banking del 2014 e grazie ad un auto articolato hanno tentato di portare via una macchina operatrice semovente parcheggiata all'interno della ditta del valore di circa 30.000 euro. Intimidazione ai danni di una macelleria a Reggio Calabria. Ignoti, dopo aver cosparso di liquido infiammabile gli ingressi dell'attività commerciale e del relativo deposito, hanno appiccato il fuoco. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato una tragedia, vista la presenza di una bombola di GPL.
Dopo 10 mesi di terapia intensiva, interventi e sofferenze per le ustioni riportate, Maria Antonietta Rositani, la donna vittima del gesto dell'ex marito che il 12 marzo scorso le aveva dato fuoco all'interno della propria auto a Reggio Calabria, ha lasciato il reparto di terapia intensiva. È stata trasferita nel reparto di chirurgia plastica dove i medici proseguiranno le terapie. Incendio nella notte in un capannone a San Gregorio d'Ippona nel Vibonese, morti tutti gli animali che erano all'interno. A domare il rogo sono stati i vigili del fuoco che hanno lavorato per 4 ore per spegnere le fiamme. Indagini in corso da parte dei carabinieri per stabilire le cause dell'incendio. Andiamo con le immagini che vi mostriamo a Corigliano Rossano, il titolare di una lavanderia dopo aver inalato sostanze chimiche ha avvertito un malore, è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Queste immagini che vi mostriamo si riferiscono all'intervento dei vigili del fuoco appunto nella lavanderia e poi la partenza dalla zona dove ha sede questo esercizio commerciale. Adesso ci spostiamo invece a Gioia Tauro, nel quartiere della Ciambra. Il garante per l'infanzia Marziale è pronto a fare lo sciopero della fame per protesta verso le condizioni in cui versa questo quartiere. È sera, sono le 16:45, io sono ancora qui per risollevare per l'ennesima volta il problema della Ciambra, che non ha bisogno di ulteriori descrizioni oltre alle immagini. 200 minori che vivono in questo quartiere, un'emergenza sociale. In qualche modo si è cercato nel tempo di mettere delle pezze, ma il tempo delle pezze è finito. A poche centinaia di metri c'è la visita del ministro Provenzano all'autorità portuale e poi altri incontri elettorali. Tramite il collega di Gazzetta del Sud Domenico Latino, il ministro è da stamattina che sa tutto di quello che stiamo facendo. Gli abbiamo chiesto di venire, prendiamo atto che i suoi impegni stretti in ordine di tempo, i suoi impegni elettorali gli hanno impedito di essere qua, però vorrei ricordare che presentando questo governo è stato detto proprio dal Premier Conte che i minori avrebbero avuto priorità su qualsiasi altra questione. Per cui ne prendiamo atto, non ci fermeremo perché qui vivono 200 minori che hanno diritto alla dignità. Questa situazione insostenibile, come avete visto, della Ciambra, quartiere di Gioia Tauro. Andiamo invece a Scalea, dove sta riscuotendo molto successo un'iniziativa che si chiama Porta la K, dedicata al riciclo della plastica. Si chiama Porta la K, il progetto dedicato al riciclo della plastica, un'iniziativa di 2 giovani imprenditori di Scalea, Gianfranco Enrico e Umberto Posco, che in pochi mesi ha ottenuto un grande successo e così nella cittadina dell'Alto Tirreno Cosentino è stata inaugurata una nuova isola ecologica. Chi aderisce all'iniziativa, conferendo nell'ecocontenitore multimediale bottiglie e contenitori di plastica, riceve in cambio uno scontrino da utilizzare come buono sconto nei negozi della città. La nuova postazione è stata inaugurata nei pressi della scuola Gregorio Calopresi alla presenza di tanti cittadini, docenti e studenti. I dati sono veramente alti, nel senso che la risposta della gente è stata davvero imponente. In 6 giorni sono stati effettuati circa 8.000 conferimenti e nel svuotare il macchinario abbiamo riscontrato contenitori di plastica usurati, sporchi di terra, il che significa tolti dall'ambiente, ed è questo il principio sulla quale si basa la Porta alla K, che insieme ad Ecoros, che ringrazio perché ha supportato questa iniziativa, inquiniamo di meno facendo più differenziata, e tutto questo insieme alla richiesta da parte delle attività per aderire al progetto, ai contatti avuti da comuni limitrofi che si auspicano la stessa ubicazione che è stata fatta a Scalea, per me e per noi scaleoti deve essere un motivo di orgoglio. Entriamo adesso insieme nel planetario di Cosenza. Prosegue a ritmo serrato l'attività del planetario di Cosenza Giovan Battista Amico. Dopo il grande successo dei primi appuntamenti di gennaio, Avventure tra le stelle dedicati alle famiglie, è stata la volta del primo evento serale di gennaio dal titolo Verso l'infinito, viaggio dalla Terra ad Andromeda. Lo spettacolo, a cura di Maria Grazia Bosco, Ettore Lupo, Angelo Mendicelli, Francesco Plastina e Carmelo Primiceri, è stato un viaggio tra gli astri, a partire da quelli più vicini a noi, all'interno della nostra galassia, fino ad uscire dalla Via Lattea per arrivare alla grande nebulosa di Andromeda.
Questa è una serata dedicata a un viaggio nell'universo in cui partiamo dagli oggetti del cielo che sono più vicini a noi, vicini al sistema solare, e via via ci allontaniamo con salti di centinaia di anni luce, andando a toccare la nebulosa di Orione, la nebulosa del Granchio e così via, fino ad uscire dalla nostra galassia ed arrivare alla galassia di Andromeda. Il planetario vuole essere un posto dove si fa intrattenimento culturale, cioè evidentemente sono spettacoli quelli che facciamo, però sono spettacoli che hanno di fondo alcune conoscenze, alcune anche competenze, direi, che riguardano l'astronomia, ma non solo l'astronomia, perché poi l'astronomia si lega facilmente con la letteratura, con l'arte, con i miti greci, con la storia del pensiero in generale. Particolarmente atteso l'evento di domenica 12 gennaio alle ore 18:30 dal titolo Esplosioni cosmiche, che segna il ritorno al planetario Giovan Battista Amico dell'astrofisica cosentina Sandra Savaglio, che, come è noto, fa parte del comitato scientifico dello stesso planetario. Prossimo servizio dedicato agli aperitivi culturali di Villa Rendano a Cosenza. A Cosenza, Villa Rendano, ritornano gli aperitivi culturali promossi dalla Fondazione Attilio ed Elena Giuliani. 3 cicli di appuntamenti che si dispiegheranno tra concerti, seminari sul centro storico e dialoghi sul ruolo che oggi hanno i musei. Tappa d'obbligo sarà la visita al Museo Multimediale con Senza Itinera e, per tutti i partecipanti, una gradita degustazione di vini calabresi. Il primo appuntamento ha ospitato un'interessante riflessione e dibattito sul tema La città brettia e romana, studi e prospettive tra conservazione e accessibilità, che rientra nel ciclo Seminari sul centro storico. L'idea è quella di rendere Villa Rendano uno spazio vivace, vitale, sempre aggiornato sui più importanti e principali temi del dibattito culturale, sociale e museale contemporaneo. E in effetti le 3 tipologie di evento presentano, per quanto riguarda i seminari sul centro storico, la situazione degli studi, lo stato degli studi sulla nostra città antica, nella direzione di ampliare l'interesse del museo, l'interesse della fondazione non solo al nostro interno, quindi non solo all'interno delle collezioni o comunque del patrimonio di Villa Rendano, ma nel centro storico, quindi un'attenzione che aspira anche a costruire dei progetti concreti, dei progetti operativi che, partendo proprio dagli studi dei principali e massimi esponenti di queste particolari appunto materie, possano poi rendersi operativi nel centro storico e contribuire ad una migliore conservazione, a migliorare l'accessibilità, la fruizione, la comprensione delle nostre grandi ricchezze e quindi del nostro patrimonio culturale. Il prossimo appuntamento con gli aperitivi culturali è fissato per il 17 gennaio con Falling Acoustic Duo e l'esibizione di Federica Perra e Francesco Capparelli per il ciclo Concerti di musica. Torna il calcio calabrese e torna con una sorpresa, la sconfitta della Reggina, pesante e inattesa, a Cava dei Tirreni, o meglio, a Castellammare di Stabia contro la Cavese. Inizia il 2020 con una sconfitta alla Reggina che cade al Menti contro la Cavese. La prima gara dell'anno per la capolista finisce con un clamoroso 3-0 grazie alle reti di Matera, il rigore di Roberto e il tris di Spaltro. La prima occasione per i campani, con un tiro a giro di Matera che Guarna deve alzare in angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina arriva il vantaggio per noi di casa. Proprio Matera raccoglie una respinta corta dalla difesa e scarica un boide da circa 30 metri che si stampa sotto la traversa. La reazione della capolista non si fa attendere ed è Cucic a dire di no a Corazza di testa. Il portiere della Cavese si fa male nell'occasione e viene sostituito da D'Andrea. La squadra di Toscano inizia una sorta di forcing verso l'area dei padroni di casa. La migliore chance è ancora per Corazza, ma questa volta il bomber del girone C spreca clamorosamente da pochi passi. Nella ripresa Toscano cambia 3 uomini, ma l'avvio della Cavese è letale per i calabresi. Al quinto Spaltro viene steso in area da Guarna, dal dischetto di Roberto spiazza il portiere e segna il gol del 2-0. Poi l'ex Juve Stabia, al 12esimo, confeziona l'azione che vale il terzo gol. Discesa sulla sinistra, tiro cross respinto da Guarna, ma sui piedi di Spaltro, che in tapin sigla il 3-0. La Regina cerca con la forza di disperazione di accorciare distanze, ma Bellomo e Suna sprecano 2 buone occasioni per segnare. La Cavese amministra bene il vantaggio e sfiora il quarto gol con Russotto, ma Guarna dice di no. 3 punti pesantissimi per la Cavese. La Regina assapora il gusto amaro della sconfitta, ma può contare su un largo margine di vantaggio sulle inseguitrici. E adesso il meteo con le previsioni per le prossime ore, vediamo.
Un promontorio ad alta pressione in estensione dall'Oceano Atlantico sin verso l'Europa centrale favorirà l'attivazione di correnti orientali che andranno a rinvigorire la massa d'aria instabile isolata sul Nord Africa ormai da giorni, apportando un debole peggioramento del tempo sulla nostra regione per il weekend. Domani ancora nuvoloso su Cosentino, Crotonese e Catanzarese, con deboli piogge sparse che interesseranno in prevalenza i versanti ionici del Cosentino, il Crotonese, il Vibonese e il Reggino. Leggere nevicate su Pollino e Sila oltre i 1100-1200 metri e su Aspromonte oltre i 1300 metri. Temperature in diminuzione nei valori massimi. Passiamo a mari e venti. Domani mar Tirreno poco mosso, Ionio mosso, venti dai quadranti settentrionali moderati sullo Ionio, mentre sul Tirreno dal pomeriggio la ventilazione tenderà a disporsi da est con intensità moderata sul Cosentino. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. A proposito della gara Cavese-Reggina, ci sono stati degli scontri tra sostenitori delle due squadre. Intanto alcuni tifosi calabresi non hanno seguito l'itinerario previsto dalle forze dell'ordine, sono incontrati con i tifosi avversari, c'è stato un lancio di oggetti e poi 3 sostenitori della Reggina che viaggiavano a bordo di un pullman sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Durante i controlli i poliziotti hanno sequestrato mazze e petardi e altri problemi di ordine pubblico si sono avuti durante il prefiltraggio effettuato dagli agenti della polizia stradale prima che i tifosi calabresi arrivassero a Castellammare di Stabia. Per il momento è tutto, l'informazione torna nelle prossime edizioni, grazie per averci seguito, arrivederci, buona serata e buon weekend.